Eccoci qui in una live improvvisata con Maurizio Gastaldi. Buonasera. E Veronica Pisano, cantante folk sound. Vi ricordo di iscrivervi al canale Il Cappello di Irma, ci tengo moltissimo che vi iscriviate anche al canale di Maurizio Gastaldi, che ha promesso di pubblicare più video, però appena avrò tempo, appena non ho tempo. A lui piace Facebook, però a noi piace YouTube. E iscrivetevi anche al mio canale Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, e al nuovissimo canale Musica Tradizionale Sarda con Veronica Pisano. E iniziamo subito, vediamo un po' cosa cantare adesso. Una canzone bassa per riscaldare la voce, anche se c'è abbastanza caldo, vero? Io direi di iniziare con un brano di Andrea Parodi, Abacada. Scusate se è aperta la porta, vado a chiuderla. Sì, maestrale. Mi ha dato anche il tempo di accordare la chitarra in accordatura di re. Sistemiamo l'aria condizionata. Tre o quattro? Tre. Bisogna accordare bene perché è un'accordatura aperta, capito? Quindi cambia tutta la...
è brava Avvicina, questa ragazza, avvicina. troppo brava. Oh, la cantante sarda più famosa del mondo. Siamo arrivati anche in Russia, siamo arrivati. Oh. Su Marte, siamo arrivati su Marte. Aspetta che mi devo riaccordare. Ninna Nanna, sopra Luponti, sempre K3. Lascia piani a me stanotte, ma tu fai la ninna, fai la nanna, fai dormi tu, cori di mamma. Fai la ninna, fai la nanna, di tu bella campagna. Da Ligastagni si sente il vento, lo nostro lume presto sarà spento, ma dormi e fa la ninna, fai la nonna, dormi tu, cori di mamma. E fai la ninna, fai la nanna, di tutta bella campagna. Oh, a ninnare, ti devi abbasare, e ninna ninna. Oh, basare di Beria, drommo saper la mia, e ninna ninna. Oh, saper la mia, drommo, conde mi la sonno, e ninna ninna. Oh, cosa guardi? Mi la sonno con Deo, dromo fiore meu, e ninna ninna. Dicevo, cosa guardi a Maurizio che veramente mentre io cantavo, lui siccome non deve suonare in questo pezzo, stava guardando lì per vedere cosa succedeva nella... No, incuriosito, incuriosito. Controlla, rende guarda, molto. avvicina il viso così ti vedono tutti. Avvicinati bene. È timido, è timido. Oh.
Bene, bene. Bene, bene, bene. Iscrivetevi al mio canale YouTube Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, e al nuovissimo canale Musica Tradizionale Sarda con Veronica Pisano, e lasciate un like qua, un dislike, quello che volete, l'importante è che mi facciate una visualizzazione. Oh. Comocheria, un'altra canzone di Tazenda, l'altra era Bacada, la prima che abbiamo fatto, ed era solo di Andrea Parodi. Invece questa Comocheria è proprio di Andrea Parodi, la cantava Andrea Parodi quando stava ancora con i Tazenda. Poi Tazenda successivamente l'hanno riprodotta in altre versioni bellissime, tutte straordinarie. Io sono una grande fan dei Tazenda. Bene, continuiamo. Comocheria al capotasto 5, tonalità La. No, c'è scritto tonalità Re, poi tra parentesi no. La. Non ho capito cos'è che aveva Cos'è che capita? di scrivere lui. Occidente quería su minore sido panas pronunciar esas alas, árboles de menduleta, caso que salida solía como quería. Andare sempre un pare, pur fare storie sul mio, e non zitti sulla stessa ruche, e chissà lo che esistiu. Tancas de antunas e pizzas, pane bianco e una como quería, como quería. Vino a seccare su mare, su rio, a luz intendere colare mia, e una voce che canta lontano, como e una mano che stringe esa mano como quería, como quería, como quería, como quería. Benissimo. Troppo brava. Grazie. Interpretazione perfetta. Grazie mille. Se non me lo dici tu, se non me lo dicessi tu, È la verità. Vediamo. Vorrei fare, anzi voglio fare, che vorrei non esiste, voglio, la Filugnana, la Filugnana. Questa canzone in origine si cantava senza musica mentre le donne filavano la lana. Fila la lana, la Filugnana. Una canzone gallurese, tradizionale. K5.
quante qui e fedeli siete l'unico che tu d'amori, l'unico che tu d'amori, l'unico che tu facciamo un applauso a Maurizio Gastaldi. Un applauso a questa bravissimo, veramente bravissima, bellissima cantante. Bene, adesso vi salutiamo perché dobbiamo provare una canzone che sto imparando, quindi a presto, ciao a tutti.